Ecco, io dico, uno stato come l'Ucraina potrebbe essere uno stato dove le donne prevalgono, dove ci sono movimenti femminili che si danno la carica e la costanza di uno sviluppo per quanto riguarda l'emancipazione sociale. Le donne che con il loro stato emotivo che hanno e quindi il fatto che hanno un umore così sviluppato danno una possibilità sociale a tutti questi uomini che è vero che c'è l'eterogeneità, ma teniamo conto che le donne hanno una possibilità in più con il fatto che hanno la gestazione dei figli. Quindi io direi che l'Ucraina potrebbe essere uno stato in cui le donne vengono avvalorate. Le valchirie, ma non nel senso di amori particolarmente, cioè teniamo tutti sobri e sobrietà e tutti consapevoli che la donna ha potere di parola e di libertà eh, di gestione, cioè essere liberali nel modo di gestire tutto un governo, ma non dico che deve essere un governo di tutte donne, però diamo questa la possibilità a questi uomini di essere portatori di benessere psicofisico e quindi diamo la possibilità a queste donne di entrare e far parte di uno stato dove vengono avvalorate, dove ci sia la, la condizione per le donne di vivere in modo sereno, nel senso di essere contente di se stesse. La felicità è ovvio che esista nel momento in cui una donna si sente stimata e compresa e gli viene data la possibilità di svilupparsi, di emanciparsi. E quindi diamo uno Stato, l'Ucraina. Poi secondo me, cioè a quel che penso io, per quanto riguarda la politica dell'Ucraina, io penso che avere una visione di un popolo che non ha confini ma ha condivisione con altri, eh, con delle regioni. È ovvio che c'è già la Turchia che ha questo sistema di, cioè che è un po' europea, un po' asiatica, ma un'isola strategica penso per l'Ucraina, un'isola strategica dove si possa fare San Marino, un Vaticano, una Svizzera e poi cos'altro c'è nel mondo, sicuramente ce ne sono altre. E, per dirtene due ne abbiamo, cioè tra il Vaticano e San Marino che abbiamo qua in Italia, sono regioni, poi alla fine il Vaticano è uno Stato, ma San Marino è uno Stato dentro la regione, ma può essere anche di esempio, oppure potrebbe essere una condivisione partner europea, cioè dividiamo i muri che voleva fare Trump in mezzo al mare per tenere i messicani lontani, no? E dividiamo l'Ucraina, condividiamo l'Ucraina, mezza sovietica e mezza USA. Cioè io penso che sia la soluzione migliore di
senza muri, ovvio, ma senza anche dogane, con un pass che potrebbe essere il famoso Green Pass, cioè un pass, tu sei di qua, io sono di là, siamo stranieri, cioè siamo estranei, però condividiamo lo stesso territorio, la stessa terra, e con documenti che vanno di qua e di là del paese, creare un divisorio. Cioè, fare due sbirugli, continente asiatico e continente europeo, condividere due sbirugli.